Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso. Prego, lei. Posso parlare più dalla parte politica? Più Quello dalla che parte vuoi, guardi, non importa, perché uno può anche sbilanciarsi un po' politicamente. Rappresento anche l'associazione e do ragione anche all'onorevole che l'associazione è un problema, però è un problema perché se sentiamo il mondo associativo dicono che il politico è un problema. Credo comunque il tempo stia cambiando perché la coperta sta diventando corta. Io guarderei i fatti, proprio concretamente, io dico che perché alla fine... chi fa associazione come noi deve fare associazione e non deve mescolarsi alla politica, deve presentare le proprie proposte, i propri associati, interfacciarsi e trovare la via di mezzo. Quando si cominciano a scambiare le sedie e i posti diventa un problema di contrapposizione. E poi adesso... Io non faccio politica, vado ai 5 Stelle o chi sta facendo politica, la coperta sta diventando corta perché tutti prima avevano una bella tavola imbandita, adesso è piccola, quindi uno dice ah ma quello ha mangiato e l'altro arriva no guarda che hai mangiato anche tu, tutto il resto credo che nei prossimi 5-6 anni spero che ci sia le persone che cominciano a capire che la coperta è piccola e devono cambiare e torno all'economia e fare rappresentante di categoria e rappresentare le associazioni. Torno nel mondo del trasporto, con l'Austria non ci sarebbero problemi, basta che chiamano i trasportatori in una chiamata, in mezz'ora risolviamo il Brennero, li blocchiamo tutti e si risolvono che devono sbloccare perché sennò è un problema. E anche ci basterebbe passare una legge che c'è, questa un po' più tecnica, di salvaguardia del trasporto sul cabotaggio. In poche parole, noi italiani, le 3 regioni, Friuli, Trentino Adige, Veneto, per motivi di crisi il trasporto ce lo facciamo noi all'interno, le ditte straniere che stanno facendo del trasporto interno se ne restano a casa, fanno solo avanti e indietro. Ma non si può? Non si può, ma se si vuole basta chiamare, dice guarda che io faccio la salvaguardia, quindi tutte le ditte austriache fittizie che hanno dopo ditte bulgare o tedesche che sono qua a fare il nostro trasporto ci pensano, non allargano il Brennero, il tunnel che fra 10 anni si apre in 5 anni perché magari fra 10 anni con il tunnel, anche perché gli austriaci hanno una fortuna, hanno questo passaggio in mezzo alle Dolomiti che penso che sia 1000 anni che lo sfruttano, perché se era un po' spostato a destra era come la Basilicata o come la Calabria, perché con noi è Cogliero 1, i 2, i 3, i 5, i 6, la vignetta di notte, cioè con gli austriaci noi è 20 anni che abbiamo sempre dei problemi di passaggio e tutto il resto, quindi il Brennero, spero che vengano queste elezioni perché il Presidente ieri della Carinzia dice noi siamo pronti tutto il resto, ma spero che finiscano, che qualcuno vinca e poi aprano, tolgono le reti e ci mettono qualche pecora di passaggio, quindi per i turisti è molto più bello vedere qualche capretta pecora, quindi e passano tutto poi quanto. In Italia di pecore ne abbiamo. Ecco, quindi se si vuole la politica, ci vuole 10 minuti per risolvere il problema del Brennero. Poi c'è Tarvisio, c'è la Slovenia, c'è la Svizzera che ha i suoi fermi 20 miglia, quindi ne abbiamo... Ma secondo lei il blocco a livello anche di altri paesi, 5 altri paesi che si stanno muovendo, no? Quindi in generale questi flussi... Io credo che hanno dei problemi loro interni e quindi adesso non faccio politica, non la studio, non ho il tempo di studiarla, ma... Quando uno alza il livello vuol dire che deve nascondere un altro problema, questo l'ho capito chiaramente. Quindi io vorrei ricollegarmi. Non so se la Germania o l'Austria... Allora, Germania, questo è il film. Venite, Pullman, hanno chiamato Steven Spielberg, hanno fatto fare il film. Siriani laureati, vabbè. Si baciavano, si abbracciavano, era tutto bellissimo. Poi succede Colonia, no basta. Allora, prima scherzavamo, adesso vogliono dare i servizi sociali solo a chi è tedesco. Esatto. E tutti gli altri no. Quindi anche noi, per dire, io ho dei parenti che sono andati emigranti a lavorare in Germania, anche loro rischiano, esatto, di essere esclusi. Cioè, una roba, quindi siamo passati da una parte all'altra. La Svezia, stessa identica roba. Il premier socialista dice, qui, parole sue, qui c'è spazio per chiunque, può arrivare chiunque vuole. 40 giorni dopo dice dobbiamo espellerne 70.000. 70.000, c'è una città. Ci hanno preso Treviso e hanno detto tutti i trevigiani, questa è la grandezza, via tutti quanti in un blocco solo. Cioè capiamo allora che siamo di fronte a una schizofrenia totale, assoluta, dettata dalla politica del momento. E ovviamente noi in tutto questo era il mio discorso di prima, non prendiamo una posizione, stiamo zitti. Qualcuno ci fa pure gli affari sopra e quindi subiamo in maniera totale quelle che sono le decisioni di questi altri che giocano con la maggior parte dell'Europa. E il risultato qual è? Il risultato è quello di cui si diceva prima, che i soldi
non vengono utilizzati per chi ne ha veramente più bisogno. Quando noi diciamo il reddito di cittadinanza, cioè non è che siamo impazziti, perché noi diciamo prima vengono tutti i cittadini che hanno pagato le tasse, che sono stati sul territorio, che si sono impegnati, che devono avere la dignità di un lavoro e di vivere con un giusto reddito, perché non deve esserci la povertà, deve essere messa fuori legge in Italia. E dopo potremmo pensare a pagare, a sovvenzionare tutti questi problemi, perché quando paghi 17 miliardi di euro all'anno in tasse all'Europa, e scusami, fai anche qualcosa tu Europa, perché io devo pensare prima ai miei cittadini, visto che questo è un problema europeo e pago profumatamente l'Europa, che inizi tutta l'Europa per prima a intervenire, non che scarichi sempre il barile su di noi e quindi sui cittadini. Ecco, e a questo punto però di fatto il cittadino si sente appunto, sente delle forze politiche che si esprimono in un certo modo, però il nostro paese va verso un altro versante, anzi addirittura da quel che dice la Germania siamo un po' derisi, cioè perché effettivamente la Germania e l'Austria insieme dicono beh, se voi non fate il vostro dovere, come dire, se l'Italia si mostra come si è mostrata in passato, voi ci mettete in difficoltà. Quindi ne facciamo non certo una bella figura, tornando a quanto diceva anche Dazzo. Se lei guarda la storia degli ultimi 30 anni di questo paese, in realtà è un film che si ripete continuamente. Allora, nel 2011 viene con un colpo di stato politico, viene mandato a casa un governo legittimamente eletto e una delle motivazioni, al di là di quelle economiche, una delle motivazioni, e l'avrete letto miliardi di volte sui giornali o sentito nei telegiornali, era la mancanza di credibilità del nostro paese a causa di Berlusconi nei confronti del mondo. E quindi finalmente poi arrivano questi signori che riacquistano credibilità e si è visto. Oggi siamo come prima. Cioè, il problema è sempre la credibilità, però non vorrei, ma non era la e qui non voglio essere pessimista, ma non vorrei che fosse un problema endemico nostro. Cioè, questa visione per cui c'è un paese fatto di brave persone, capaci, intelligenti, coraggiose, che è la quotidianità. Dopodiché c'è un pianeta dove vengono allevati dei politici che arrivano in Italia e sono tutti mafiosi, ignoranti, ladri. In realtà la classe politica è lo specchio del paese, perché è inutile, cioè ci sarà un motivo per cui gli svedesi sono leggermente diversi da noi, o i tedeschi sono leggermente diversi da noi, o gli americani sono diversi da noi. Noi siamo questa roba qua, l'Italia è questa roba qua. Per cui di fronte alle emergenze l'atteggiamento che abbiamo è quello del panico. Noi facciamo sempre provvedimenti emergenziali, non c'è una visione a lungo termine. Questo ci viene contestato? Perché ma è la verità, è la verità. Noi cosa facciamo? Arrivano 100 profughi e facciamo 100 stanzette per accogliere. Ne arrivano 100.000. 100.000 stanzette? Ma perché dici, ma guarda che mica abito là, non so che mi piace tanto cattarmi il Marcantonio sul giardino, no, è 2 note che mi va a godo oggi, così che lo fanai, che mi dice anche cosa ho avuto di casa mia. Ho capito, però cosa facciamo? Cosa facciamo? E ci sono poi dei segnali che ti danno la misura del nostro paese. Allora, 1 miliardo di persone soffre la fame nel mondo. Milioni di persone scappano da situazioni drammatiche economiche per fame. E cosa fa la Cassazione? Dice che chi ruba per fame non è colpevole. Anche qua, che segnali sono questi di un paese? Ma che segnali sono? Cioè, non dimentichiamoci che un anno fa a Padova, 2 carabinieri, facendo il loro lavoro, beccano un profugo spacciatore. Questo reagisce, perché d'altronde sta facendo il suo lavoro, il signor profugo, no? Reagisce, li accoltella, questi vengono presi d'urgenza, portati a pronto soccorso, i 2 carabinieri, e il profugo portato in galera, rilasciato il giorno dopo, e il giudice mette come giustificazione perché è ritenuto non pericoloso. Io mi domando, ma che messaggi sono? Ma che paese è questo? Questo è il dramma, per cui noi continuiamo a rivedere, non so se l'avete visto, Il giorno della marmotta. È un film dove ogni mattina si sveglia ed è sempre il giorno prima, no? È lo stesso giorno. L'Italia è il paese del giorno della marmotta, questo siamo noi, siamo sta roba qua. Per cui non lo so, cioè, è chiaro che adesso io da leghista ho la mia ricetta, lui avrà la sua, il Partito Democratico ha la propria, Tosi, il Movimento 5 Stelle ha la propria, ognuno ha la propria ricetta. Io ho una visione. C'è una possibilità di risolvere questo, però serve una visione politica e anche uomini e donne all'altezza. Però. E quindi, per esempio, uno degli strumenti è che le segreterie politiche dovrebbero
tutte, da quella locale fino a quella nazionale, dovrebbero scegliere le persone non perché a sé memorosa, mesia, me ami, me cugina, ma perché è bravo, perché è onesto, perché ha competenze, perché ha visione, perché è una persona per bene. E questo sarebbe già, secondo me, un modo per poter pensare a un'Italia diversa da questa. Chiarissimo. Cesare. Sì, sono d'accordo, è una eccezionale dichiarazione di intento, però purtroppo sto film qua lo rivedremo per altri anni ancora, perché mi pare che questa sia il nostro triste destino. Perché lei prima ha detto, una cosa da sottolineare, Elena, è che effettivamente non possiamo noi meravigliarci della classe politica e addebitare alla classe politica ogni e qualsiasi problema che abbiamo in Italia, perché come diceva giustamente Marcato, ma penso siamo tutti d'accordo. La classe politica è l'espressione, lo specchio di un paese. Terrorizza un paese che prima Varotto parlava, vedremo qualche pecora sulle Alpi, no? Cioè, un paese, Jacopo, un paese che io identifico come un grande gregge di pecore. Non può avere un governo di leoni, avrà un governo di lupi, se gli va bene. Però Bruno, permettimi, tanta gente, se non ci fossero i listini bloccati, ma non sarebbe mai più stata rieletta. Ah, beh, certo. Cioè, era quello che voleva dire Marcato quando parlava delle segreterie, penso volesse dire quello. Non rieletta, neanche eletta. Cioè, Marcato è stato eletto con i voti delle persone. Sempre. Con i voti delle persone, che sarebbero anche da valutare queste persone. Ma comunque è stato eletto con i voti delle persone. Uno che come hobby colleziona rinvia a giudizio e condanne. Non può. Ma in un paese in cui un condannato in primo grado ha 4 anni di carcere per finanziamento illecito, è quello che ha preso, mi pare, il secondo, il primo, più voti, più preferenze alle elezioni europee. È vero. Questa è l'Italia e lì c'erano le preferenze. Ve lo ricordate? Come si chiamava quello l'assessore regionale laziale? Vabbè, giovane, dai. Erbatman aveva preso 25.000 preferenze. 25.000 preferenze, per cui Marcato mi dispiace. Ma oppure che la marmotta ce la rivedremo, cioè, ma per millenni ancora. No, millenni. Ma il presidente del Consiglio della Regione Lazio che è stato arrestato, messo gli arresti domiciliari. No, quello attuale, Graziano, che non avevi fatto la gara ha avuto 16.000 preferenze. Purtroppo sono così. Ecco, io non penso sia solamente un problema di preferenze, è proprio un problema di concetto. Mentalità. Gli italiani, secondo me, non sono, cioè, sono fatti per essere governati in sti modi. Ma allora voi date ragione all'Austria, date ragione ai tedeschi, fanno bene allora. Beh, posso dirle. Ma onestamente, no, scusi. Se non ci faccio una domanda che rispondevo. Era una domanda retorica. Lo so, ma non lo sapevo. Mi sembra, ma all'inizio mi pare una domanda. Devo comunque rispondere, dai. Io non... io la ritengo questa una giustificazione, questa resa non mi piace. Non mi piace, non è questo secondo me la soluzione. La soluzione è combattere, perché quello che dice Marcato, se guardiamo bene, un senatore nel 1857 di Firenze, quando era il 57, 60 o 75, insomma non era ancora nato, e diceva le stesse identiche cose che hai detto tu adesso. Lo diranno ancora, però allora per lo stesso motivo non vedo perché io al mattino devo dare a disposizione i miei ragazzi che facciano le ricevute, non devo, perché devo pagare l'IVA, perché devo pagare l'IRPEF, perché devo pagare i contributi ai miei collaboratori, perché devo fare tutte queste cose? Allora mi arrendo anch'io come fate voi. Mi arrendo anch'io, perché questa è una resa, e non si fa così. Il messaggio che dovete dare non è questo. Scusate. Io vorrei sottoscrivere quanto ha detto giustamente. Non è giusto. Cosa ha detto giustamente il signore? Perché se nel 2013 ci sono state 9 milioni di persone che hanno deciso di dire: noi diamo fiducia a un'idea, che è un'idea di onestà, di rinnovamento, di rimettere al centro persone pulite, oneste e competenti, che è stato il Movimento 5 Stelle, che poi potrà far giusto o sbagliato, però è un'idea di farcela, è un'idea positiva, perché noi ci mettiamo in gioco e uno dice: noi per primi ci crediamo, non crediamo che sia questa l'Italia, non crediamo che sia questa l'espressione del cittadino italiano, perché gli italiani è gente che lavora, e abbiamo visto qua in Veneto che comunque la crisi, comunque tutti i dati di cui si parlava prima,
noi diamo un esempio di essere persone che riescono a farselo al di là della crisi, al di là dei ladroni che ci sono stati in tutte le istituzioni. Se capisci dove sei. Uno deve capire dov'è, deve essere. Ma è giusto, è giusto. Uno però deve sapere chi è. La storia però cosa deve insegna? Avere la forza e la volontà di andare oltre, di rimettere al centro onestà, competenza. Guarda, io sono d'accordo con quello che hai detto. Io sai che guardo con particolare interesse il Movimento 5 Stelle, non perché io aderisca alle vostre idee, però sicuramente avete portato una ventata di nuovo in Italia. Vi voglio vedere a Roma. Sicuramente a Roma vincerà la Raggi. Io me lo auguro che vinca la Raggi, ti giuro su Dio, mi auguro che vinca la Raggi. Lì è il vostro test. Sarà un vero banco di prova. Lì in un marasma incredibile, dove secondo me non tutti, ma quasi tutti mangiano. Lì vi voglio vedere. Non è Mira, non è Parma, lì è Roma. Se voi riuscite a Roma, io penso che anche Marcato sia disposto a dire provateci, perché se ci riuscite lì, veramente allora oltre alle promesse ci saranno veramente dei fatti che vi daranno... Posso fare una puntualizzazione? È stata a Roma. Io sono stata a Roma, ma sono stata anche sindaco, e uno dei passaggi che tutti noi qua dentro ci dimentichiamo è il sistema burocratico, ma soprattutto chi lo gestisce il sistema burocratico. Lo dico con estrema serenità, perché un sindaco che si appresta come a gestire il comune di Roma, voglio vederlo con tutta la sfilza di dipendenti, magari dirigenti, funzionari provenienti da certi ambienti, nominati da certi ambienti, vissuti con certi ambienti. Ma che li vogliamo misurare? Ma allora voglio vedere la vostra, perché io non accetto, perdonatemi, ma io faccio fatica a accettare perché un tuo passaggio quando dici nel 2013 è venuto è giunto da Marte, è venuto sull'Italia un gruppo di persone oneste, quelle che sono state prima, perché io c'ero prima, sono in politica dall'età di 16 anni e non accetto, perdonami, che qualcuno mi venga a dire io sono onesto, io sono quello leale, io sono e tu che eri da tempo memore non lo sei. Io questo non lo accetto. Perché? Perché nella mia vita nessuno può dirmi niente. No, però e nessuno può dirmi che... secondo me si è allargato troppo Jacopo, quando parla di onestà, no? Cioè non sono i depositari dell'onestà loro. Se guardiamo Livorno... Ci sono sempre stati i politici onesti per fortuna. È che a un politico non si può chiedere solo l'onestà, a un politico si deve chiedere, l'onestà è assodata. Io mi ricordo una trasmissione, mi pare anche qui, che un consigliere regionale del Veneto è andato avanti tutta la trasmissione a dire io non ho mai rubato, io sono onesto, caspiterina, ma io che sei onesto è normale che uno sia onesto, ma ci mancherebbe. Io al politico chiedo la competenza, la capacità, e francamente di competenza e di capacità, esclusi i presenti, soprattutto il sottoscritto, non ne ho vista tantissima negli ultimi anni, perché se no non saremmo ridotti con le pezze al culo, scusatemi per le pezze. Ecco, questa è la realtà, perché se noi avessimo avuto dei politici competenti, bravi, lascia stare onesti è un'altra roba, dei politici competenti e bravi, non saremmo ridotti a questi minimi termini. È questo che io chiedo da imprenditori in questo momento, come lo chiede il direttore, come lo chiede Varotto. Chiediamo ai politici di fare il bene dell'Italia, ma di farlo onestamente, ci mancherebbe anche altro che rubiate, ma di farlo con capacità, è quello che chiediamo a voi. E la capacità poi si misura, come dicevo a Berti, le promesse sono bellissime, è da quando sono nato che sento promesse, io voglio vederli nei fatti. Tu dicevi a Roma sarà difficile, è ovvio che non possono rovesciare Roma come un calzino in 2 mesi, però in 3 mesi, in 6 mesi, in un anno lo si vede il cambiamento. Mi pare di aver letto che Marino ha fatto il 90 e passa per cento degli appalti senza gara perché si usava così a Roma. Io voglio che i 5 Stelle, se governano, devono fare il 50% senza gara. È già qualcosa, sarebbe un cambiamento epocale. Quello voglio io, capito? Se amministri, quello vogliono i cittadini. Ma voglio farti capire che non è il politico. Un po', però magari col tempo. Voglio farti capire il messaggio che non è il politico che decide se quella va a una gara ma allora o se quella va. Ma di pagarvi, scusa un attimo, caspiterina. Ma allora noi paghiamo 2 miliardi di euro ogni anno. Ma scusa, mi lasci, posso. Se non decidete. Perdonami, se le cose si sanno, allora si capisce anche perché ci sono certe strutture dove bisogna agire. Allora l'aspetto che ti voglio dire è che il politico dà l'atto di indirizzo con la delibera di giunta, tutto il resto non compete
e che decide la modalità di gestione del resto, dalla delibera in poi, quindi all'istituzione della gara o comunque all'acquisto di materiale eccetera, spetta al funzionario. Allora, sai che faccio? Prendo il funzionario, lo metto in archivio e metto lo spoiling system. È l'una delle poche cose che io prendo. Ah, ma se si potesse fare, sono perfettamente d'accordo. Ecco, no, ma si può fare, si può fare, sì, si può fare, lo si sposta e si mette un altro, non è che lo si dequalifichi, lo si sposta, se si vuole, si fa, volere è potere, te lo dico, volere è potere. Noi nelle nostre aziende ci sono delle cose che la legge ce lo impedisce e lo facciamo. Io non voglio che la politica sia un'azienda, che la gestione di un comune, di una nazione sia aziendalistica, perché sarebbe sbagliato. Però, santo Dio, noi che paghiamo le tasse come tu come tutti, pretendiamo che il politico agisca, se no fare le elezioni è un mero esercizio di falsa democrazia, perché se tu mi stai dicendo stasera, di questo io forse quello che devi farmi capire, non lo so se è questo, ma è quello che io ho capito, è che nonostante noi si cambi la croce sul partito o sul movimento, non cambierà mai nulla in Italia, perché chi governa in Italia non è il politico, è la banca, è il funzionario, è il grosso gruppo multinazionale, è l'Ikea, per dire, tanto per non fare nomi, sono questi che governano. E non voglio che sia così. Io voglio che l'Italia venga governata da te, da Jacopo, un po' meno da te, da Marcato, voglio dire. Cioè io voglio che... Contavano la fiducia. No, è per il discorso della FA, solo per quello. Faccio che ti passi un po'. No, a parte gli scherzi, no, ma è che sei del PD, per cui sai io ho un po' di idiosincrasia. Di allergia. Sì, un po' di allergia. No, ma voglio dire, io pretendo che il politico mi governi. Non è così, non conosco. No, ma deve essere così, se no è una resa, ha ragione di dire il Presidente, allora è una resa, ma stiamo scherzando. Io vorrei dire qualcosa. Non è una resa, ma chiedi all'amministratore che è vicino. Oggi non ditelo, dateci la speranza. Oggi la rotazione dei dirigenti si può fare. Da qualche mese è arrivato Cantone e ha detto: no, cos'è sta roba? Che si sono creati i gran visir, che sono questi dirigenti, e non può star lì uno 120 anni mentre passano i politici. Adesso la politica può farli ruotare. Noi, a Roma lo farete. L'abbiamo chiesto. A Roma lo farete. Noi, Regione Veneto, come Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto subito un'azione che abbiamo subito interpellato in commissione, alla giunta, abbiamo chiesto che vengano ruotati i dirigenti. Mi hanno detto che stanno scrivendo un piano per farli ruotare. Io ho accettato di buon grado questo, stiamo aspettando il piano e sono sicuro, perché voglio dare la buona fede, che i dirigenti da adesso in poi ruoteranno. Perfetto. Perché devono ruotare, se no crei, ripeto, i RAS, i feudi di questi capi che pensano dopo di essere loro i detentori di potere, vedono arrivare un politico e dicono sì ma tanto tu passi, io rimarrò qua. No, basta, è finita la festa, perché il politico però ha il potere politico di poter cambiare la norma e iniziare a farti girare. Ma io non sono d'accordo neanche sulla rotazione, a essere onesti. Dovresti cambiarli? Perché io vorrei proprio cambiarli e nominare un dirigente. Assessore, è possibile questo? No, quello segnerebbe... La rotazione sì, ma come dire, quello è un palliativo, nel senso che tu non risolve il problema. Hai quei 10 magari dirigenti che sono là da 30 anni, tu li fai ruotare e sei sempre che 10 dirigenti che tu sposti. Lo poi io sarei d'accordissimo all'americana, cioè uno arriva, si prende la sua squadra, dopodiché dopo 5 anni tu lo guardi, lui la sua squadra, non ti piace, manda a casa, lui a casa squadra. Esatto, cioè, non capisco per quale motivo, cioè, la mia dirigente del mio assessorato è legata a me, io me la scelgo, quando io ho finito, ha finito anche lei, non c'è nessun contratto con la regione, basta, chiuso. Deve essere così, persona di fiducia, sbaglio io, sbaglia lei, a casa tutti e due. Ma può essere questo, perché siamo ormai verso la chiusura. Sì, prego. Posso spostare anche l'argomento su un'altra questione sempre concernente alla velocità e alla efficienza anche di tutto l'organo istituzionale a prescindere. Allora, io prima non mi sono mai occupata di politica, io è da un anno che sto muovendo i primi passi e lo sto muovendo in un'istituzione che appunto si prende la responsabilità anche di imporsi come una realtà istituzionale sicuramente di qualità. Allora, sì, sicuramente la responsabilità può essere in capo a dei dirigenti, sì, sicuramente la responsabilità comunque rimane in capo ai politici, perché sono loro che danno l'atto di indirizzo e di programmazione, per cui sicuramente questo fa la differenza. Dall'altra parte però mi permetto anche di osservare una cosa,
fino a quando ci ritroviamo anche in Consiglio regionale, per cui non oso immaginare, forse Giovanna avrà modo di approfondirlo in maniera più precisa anche a livello nazionale, mi domando se qualsiasi progetto di legge, la maggioranza di quelli per esempio come dire, assoggettati al giudizio del Consiglio o comunque delle commissioni in questi mesi, sono progetti di legge in cui io mi prendo la briga di analizzarli, vado magari dalle associazioni di categoria appunto, oppure dagli enti comunque interessati a questa modifica di legge, e la maggioranza delle volte capita che nessuna di queste associazioni di categoria o ente è a conoscenza di questa modifica legislativa, e anzi non sono neanche stati interpellati prima. Sicuramente non vale per tutti i progetti di legge presentati, ma per una buona parte. Parlo per esempio del benessere bionaturale, in cui la categoria di Confartigianato per esempio non è mai stata neanche presa in causa in un momento di stesura della legge. Allora, se ci aspettiamo di fare dei processi legislativi che vanno ad aggiungere, a modificare, ma anche in gran parte delle occasioni ad aggiungere una legge ulteriore. Scusa. Come? Nelle commissioni ci sono le audizioni. Sì, ma noi come cittadini ci possiamo accontentare soltanto di un processo di audizione? Non ci possiamo assolutamente... Ma guarda che noi siamo una democrazia rappresentativa, cioè non è che possiamo pensare di metterci in una piazza in centro Italia 56 milioni, 60 milioni e alziamo le mani, cioè noi vi votiamo perché ci rappresentiate, cioè io voto non so... Sì, scusami, grazie. Nel momento in cui io mi prendo la responsabilità di presentare un progetto di legge che comunque va a modificare notevolmente anche un determinato settore, io ho la responsabilità prima di presentare ufficialmente, che dopo sappiamo che il processo legislativo è piuttosto veloce, io devo prendermi la responsabilità di interagire. Ma perché avete questa enfasi di questa democrazia a tutti i costi, di questo assemblearismo rissoso, spesso inconcludente? Prendetevi le vostre responsabilità. Ti hanno votata, decidi. Fra 5 anni ti mandano a casa, capisci? Questo è quello che vogliamo noi imprenditori. Non possiamo pensare che voi perdiate anni di tempo a sentire la Confcommercio, la Confartigianato, l'Union Camere, l'associazione di categoria. Decidete, ma qualcosa decidete. Quello che diceva il Presidente prima. Ma no, non è fattibile un cavolo. Non è fattibile un cavolo, perché non lo fate? Vuol dire che non è fattibile. È una responsabilità che deve un politico comunque si deve prendere, non è soltanto nel prendersi la responsabilità personalmente di proporre qualcosa, ma lo deve fare in un complesso. Ma perché ti votano le persone? Perché tu poi devi andare a chiedere il permesso agli altri? Non bisogna chiedere il permesso. Sembri come quel coniglio di Tsipras in Grecia, che è stato votato per uscire dall'Europa. Ha fatto un referendum per uscire dall'Europa perché voleva chiedere ancora ulteriormente l'avallo del popolo. Ti voto perché esci dall'Europa. Sì, però siete proprio sicuri? Ma è che facciamo un referendum? Va bene, facciamo un referendum, usciamo dall'Europa, sì, usciamo dall'Europa, poi lui cosa decide? Non usciamo dall'Europa. Ed è morto politicamente. Non vogliamo che voi siate come Tsipras. Noi vogliamo che vi prendiate le vostre responsabilità, siete stati votati per quello, vi paghiamo, anche decentemente, mi pare di capire, per quello. Non serve che ci chiediate ogni volta l'avallo, l'autorizzazione, il parere, il consenso. Fatelo! Adesso non vorrei fare pubblicità al movimento di Tosi, però in Italia bisogna cominciare a fare qualcosa, perché ci parliamo addosso tutti quanti, Noi imprenditori abbiamo necessità che decidiate. Prima è andata via la Marina Buffoni, ma chiudono il Brennero, caspita, chiudo il Tarvisio per rappresaglia. No, ma ti giuro, ma succede così nei paesi seri. La Polonia ha bloccato i permessi ai camion russi, tanto per stare in argomento di trasporti. Ha bloccato i permessi ai camion russi, non li ha rinnovati. Dopo un'ora, non un giorno, un'ora, Putin, tramite il ministro del tuo omologo a livello russo, ha detto: blocco i camion polacchi in territorio russo. Dopo 2 giorni sono messi d'accordo, hanno rinnovato i permessi. Così si fa, anche in politica si fa così, la reciprocità. Abbiamo 18 passi sulle Alpi, ne chiudiamo 12, vediamo cosa fa la Germania, l'Austria. Caspiterina, così si fa, agire, scegliere, decidere. Ma allora perché c'era prima l'input da parte del Presidente e nel momento in cui invece si prendono le decisioni fattive senza consultare c'è una rappresaglia? Ma io me ne frego dell'input del Presidente, siete voi che dovete decidere. Lui può darvi un suggerimento, ma siete voi che dovete decidere, non il Presidente della Confcommercio di Veneto. Può darvi un parere, ma non è vincolante. Noi vi abbiamo votato perché voi decidiate, perché voi ci governiate. Non potete trovare sempre un alibi perché il paese sembra che non sia pronto. Un cavolo, il paese vi ha votato, il paese vuole che voi decidiate. Marcato, sbagliato
sbaglierà tutto quello che fa nei prossimi 4 anni. Fra 5 anni lo mandiamo a casa. Indovina, gli ridiamo fiducia. È quello che... Questa sarebbe un termine che io non uso, però questa sarebbe la democrazia, capisci? È questa. Io vi delego e voi decidete. E poi fra 5 anni vi ridelego se sono masochista, se avete sbagliato. Oppure vi mando a casa. Così dovrebbe funzionare in un paese... non moderno, in un paese civile. Chiarissimo, siamo proprio in chiusura. Sì, mi sono fatto un po' prendere. Sì, volevo tornare... rapidissimo, perché siamo in chiusura. Molto rapidamente. Allora, volevo tornare al titolo della sì, trasmissione, no? Europa, cosa succede? Cioè, io dico che se noi facciamo i giapponesi e copiamo quello che ha fatto il Papa, per noi va bene, cioè portiamo in Italia solo chi ha i titoli per venire in Italia, perché il Papa è andato, ha scelto una famiglia, non ha guardato il colore della pelle, non ha guardato la provenienza, non ha guardato la religione, ha solo guardato il passaporto. Il passaporto era a posto, allora gli ha pagato. Lo facciamo gestire da uno Stato estero, perché poi lui li ha dati alla Compagnia del Gesù. Siriani, laureati e petenai e dei sì, ma era per fare una battuta, dai. Una battuta la faccio anch'io. Voglio dire, copiamo dalla Chiesa, che mi sembra che sia al di sopra di tutti, e questa potrebbe essere una soluzione. Mi dispiace perché poi la trasmissione ha preso una piega molto politica e poco tecnica, ma mi va bene anche la politica. Ma c'è un'implicazione politica. Le associazioni di categoria devono fare politica, non fanno partitismo, ma devono fare politica, perché devono insegnare e devono dire quelle che sono le esigenze degli associati. Questo è il mio è una contrapposizione di politica. È politica anche questa. Noi dobbiamo, perché siamo l'associazione rappresenta i commercianti, gli artigiani, le categorie, quindi noi dobbiamo preparare il prodotto per il politico, dobbiamo farlo per i nostri associati, poi il politico lo deve trasformare in legge e tutto il resto. Non ci dobbiamo mescolare con la politica, perché ognuno ha ragione Cesaro che devono decidere, poi non dobbiamo mescolarci con i partiti, che è un'altra cosa. Concludendo, ci vuole una decisione a questo punto, non mostrarsi deboli e fragili. Noi siamo pronti per il Tarvisio, per il Brennero. Ha sintetizzato molto bene. Perfetto, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, i nostri ospiti, ringrazio i telespettatori di averci seguito e noi come sempre ci rivediamo domani. Grazie ancora, buonanotte. Buonasera a tutti.